La sesta corsa è una condizionata per cavalli di 3 anni, 1660 metri, 2 ritiri Cliffman e Chris Del Ronco. Lo schieramento 1 Chacha Chassis, 3 Cash Stecca, 4 Quadrado Wiesel, 5 Contigo, seconda linea 7 Cabiri e GSO, 8 Cesare dei Veltri, 9 Corazon Key, 10 Luvius Schermer. Corsa molto incerta con Luvius Schermer leggermente anteposto a Quadrado Wiesel e Cabiri e GSO, come anche a Contigo. Corsa molto legata allo schema, macchina intanto che accelera e lascia i concorrenti. In prima fila partono soltanto Cash Stecca e Contigo, che però sbaglia. Numero 5 in seconda Contigo, posizione va Quadrado Wiesel. squalificato. Così Crash Stecca, la presa di petto, va via velocissimo nel primo parziale di gara, completato in 14,5. Gli altri più che altro non riescono a tenere il passo del leader, che ha preso una ventina di metri. Quadrado Wise cerca di riportarsi sotto. Viene superato dopo 400 metri, completati in 31. E intanto in seconda posizione si è portato Corazon Key con Nicola Del Rosso. Intanto i 600 se ne vanno in 46,2. Ora ha decisamente rallentato l'andatura Cash Stecca, che continua a guidare nei confronti di Corazon Key. All'esterno avanza ora Quadrado Wiesel in anticipo su Cesare dei Veltri, che deve andare in terza ruota, perché anche Luvius Schermer lo ha anticipato. Intanto un quarto in 31,1 e il chilometro è coperto in 1,17 da Cash Stecca, che continua a guidare. Al largo c'è anche Cabiri e GSO, che ora si trascina Luvius Schermer. Cabiri e GSO scatta in terza ruota a 450 dalla conclusione, allunga di nuovo Cash Stecca. Intanto anche Luvius Schermer prova a progredire. Quadrado Wise non riesce a seguire il ritmo dei primi due, si inserisce anche Luvius Schermer. Intanto completamento della curva finale con Cabiri e GSO che va all'attacco di Cash Stecca, che si difende a centropista allo scatto di Luvius Schermer. Ultimi 100 di gara, è passato intanto Cabiri e GSO, deve vedersela con Luvius Schermer. Cabiri e GSO, una lunghezza di margine, insiste Luvius Schermer, ma Cabiri e GSO si difende fin sul palo e vince contro Luvius Schermer, mentre al terzo dovrebbe essere Corazon Key, che piega di precisione Cash Stecca. 1,16,3 ragguaglio conclusivo. Si è marciato forte nel quarto conclusivo, 30 e 31 il parziale iniziale, ma finale con Cabiri e GSO che replica bene bene a Luvius Schermer, che ci prova in tutti i modi, ma deve adeguarsi secondo. E così raddoppio anche per Filippo Monti dopo il successo ottenuto in precedenza con Tajari. Ora 2 vittorie anche per Filippo Monti. Successo di Cabiri e GSO per conto di Gaetano Somma. La quota a 6 a quota fissa.